Studente delle superiori a Motta di Livenza colpito da tubercolosi durante la maturità, ricoverato in ospedale, test Mantoux e approfondimenti su compagni docenti, escluse correlazioni con il focolaio di TBC di pochi mesi fa, sempre in città. Dramma sfiorato in tangenziale a Padova, settantenne percorre contromano la strada per chilometri, panico e segnalazione degli automobilisti, l'anziano fermato in tempo prima di causare tragedie. Ma una tragedia c'è stata della strada ancora nel Padovano, un 61enne commerciante muore nello schianto tra il suo scooter e un'auto. 200 persone ieri sera alla fiaccolata per il macellaio di Legnaro, condannato per aver sparato al ladro, l'uomo ribadisce la sua amarezza. Bulli a Jesolo, il questore conferma la linea dura anticipata da Antenna 3, foglio di via dei 2 anni per i bulli e per la sicurezza in estate arrivano 20 agenti in più. Bufera su un bar di Treviso per un cartello esposto con alcolici offerti alle avventrici prosperose e non solo, il titolare si difende, solo una goliardata. Da Carmignano di Brenta a Bordeaux in camper per vedere l'oceano, inizierà l'8 luglio il viaggio avventuroso di 10 ragazzi disabili sulle orme dei pirati. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. La cronaca dal Trevigiano in primo piano con il caso di un ventenne residente nel distretto di Treviso ricoverato nell'unità operativa di malattie infettive del Cafoncello con la diagnosi di tubercolosi. La diagnosi formulata in via definitiva ieri sera è giunta al termine di una complessa serie di accertamenti. Il ragazzo che presentava al momento del ricovero un quadro clinico abbastanza impegnativo, è stato avviato ovviamente il percorso terapeutico. Frequenta l'ultimo anno in una scuola superiore di Motta di Livenza, fatto che ha inevitabilmente e immediatamente portato a indagare con massima attenzione possibili ipotesi di correlazione con il focolaio epidemico verificatosi nei mesi scorsi in una scuola primaria. Ipotesi che sono per ora state escluse perché il caso sarebbe riferibile a una situazione familiare, a un cluster, come si suol dire, familiare di complessivi 3 casi. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, come da protocollo, sottoporrà al test Mantoux ed eventuali ulteriori approfondimenti tutti i contatti stretti del giovane colpito da tubercolosi, con particolare riferimento ovviamente ai compagni e ai docenti della classe. Test che sono previsti per martedì prossimo con lettura venerdì. Del caso sono state ovviamente prontamente informate le autorità civili e scolastiche. Con queste ultime si è concordato di far svolgere allo studente la prova orale dell'esame nel reparto in cui è ricoverato. E adesso la sicurezza sulla strada. Da una parte l'ennesima tragedia a Ponte di Brenta, siamo nel Padovano, lo scooter contro un'auto, la morte di un commerciante padovano, e dall'altra la tragedia sfiorata con un settantenne che percorre per chilometri la tangenziale di Padova contromano. Un impatto così violento da sbalzare il motociclista a 30 metri di distanza e da provocare l'incendio dello scooter. Tragico incidente venerdì sera a Ponte di Brenta, costato la vita a Valerio Nigrelli, 61enne, commerciante del Portello. L'uomo stava tornando a casa dopo aver chiuso il suo negozio di informatica e assistenza computer in via Ognissanti, quando è stato centrato in pieno da un'automobile guidata da una 28enne di Noventa padovana. La ragazza da Ponte di Brenta stava andando verso Padova, non è ancora chiaro per quale motivo improvvisamente abbia invaso la corsia opposta investendo lo scooter guidato dal 61enne e colpendo anche un'altra vettura. L'uomo sbalzato a terra è morto sul colpo, la moto invece ha preso fuoco. Sotto shock la 28enne al volante pare abbia cercato di scappare a piedi, è stata fermata poco dopo dagli agenti della polizia locale e portata in pronto soccorso, rischia di essere accusata di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. Sempre a Padova invece un anziano di 70 anni ha rischiato grosso la notte tra giovedì e venerdì imboccando la tangenziale contromano. Numerose le segnalazioni giunte alla polizia di automobilisti che dopo lo svincolo tra via Armistizio in direzione a Corso Australia segnalavano una macchina che correva in senso opposto. L'automobilista è stato fermato all'altezza di curva Boston, era piuttosto agitato. Agli agenti ha raccontato di essere diretto in ospedale dal figlio appena ricoverato in area rossa. Forse l'ansia e lo shock e non si è accorto di aver imboccato la tangenziale contromano rischiando davvero grosso. Nel video infatti si vede come sfiora le auto che sfrecciano in senso contrario. L'anziano è stato sottoposto ad alcol test, risultato negativo, gli è stata comunque ritirata la patente e l'auto sottoposta a sequestro per 3 mesi. Ancora a Padova, dove ieri sera si è svolta la manifestazione, la fiaccolata per Walter Onichini, il macellaio di Legnaro, condannato anche in appello per aver sparato a un ladro.
Io posso ringraziare tutti per la solidarietà che mi state dando, per la vicinanza, per i 1000 messaggi, telefonate e non solo. E pensate solo che può capitare a tutti. Lo sguardo preoccupato, l'amarezza e la rabbia nei confronti della giustizia. Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che nel 2013 sparò e ferì il ladro entrato in casa sua, accenna un sorriso solo quando ringrazia tutti i partecipanti che ieri sera lo hanno sostenuto in una manifestazione per le strade di Padova. In 200 hanno sfilato, tutti con la maglietta bianca, per sostenere la legittima difesa. La manifestazione, organizzata dai gruppi indipendentisti veneti, arriva a quasi un mese dalla condanna in secondo grado a 4 anni e 11 mesi per Walter, che dopo aver ferito il ladro aveva tentato di portarlo in ospedale. Dal palco, commossa, parla per la prima volta la mamma di Walter. Penso che sia giusto che Walter o persone come Walter paga qualcosa perché abbiamo la magistratura che non è in grado di gestire un sistema che non esiste. Alla manifestazione hanno voluto partecipare anche Franco Birolo, il tabaccaio di Civè che ha appena terminato un lungo calvario giudiziario per aver ucciso un ladro, e Roberto Zancan con Graziano Stacchio. Tra il pubblico anche Libero e Rosine, 2 anziani di Piacenza d'Adige torturati da una banda di malviventi entrati in casa per rubare pochi soldi. Noi abbiamo fatto un mese di ospedale e loro 20 giorni erano già fuori perché ci ha detto che faceva il palo qua. Dopo 2 mesi neanche li hanno ripescato di nuovo a Castigliano a rubare di nuovo. E allora quelli hanno la patente, sono proprio dei delinquenti matricolati. Tra gli esponenti politici molti sindaci della Lega e gli assessori regionali Giuseppe Pane e Roberto Marcato. Stiamo raccogliendo fondi per dare una mano a Walter Onichini, ma in questo paese se tu speroni la Guardia di Finanza raccogli 700-800 mila euro come ridere, invece per difendere un padre di famiglia siamo costretti noi a fare una colletta. Questo è un paese davvero che ha dei problemi grossi. Io sono qua questa sera per ribadire che la difesa è sempre legittima e che Onichini è una vittima. Walter Onichini ora attende le motivazioni della condanna in secondo grado e annuncia il ricorso in Cassazione. Vergogno ancora di più oggi di essere italiano, dopo tutto quello che sta succedendo sulla magistratura oggi, tra le dimissioni qua e là e tutto quello che sta succedendo, lo scandalo dei bambini, sono ancora più schifato di essere italiano. Secondo te la tua sentenza è una sentenza politica? Secondo me sì. A proposito di sicurezza, adesso a Jesolo, come sapete ieri c'è stato il Comitato della Pubblica Sicurezza e poi il vertice del Questore nel tardo pomeriggio per fare il punto della situazione sulla questione bulli, ma non solo. La situazione, la notizia operativa è che ci saranno 20 agenti di polizia che si aggiungeranno nei prossimi giorni alle forze dell'ordine in servizio a Jesolo. 4 giovani agenti, ha annunciato il Questore Maurizio Masciopinto, saranno spostati a Jesolo a partire da lunedì prossimo, mentre altri 16 del reparto prevenzione crimini si aggiungeranno alle forze in campo a partire dal 16 luglio. E poi sulla questione bulli, che ha fatto riscoppiare di nuovo la vicenda e la problematica sicurezza a Jesolo, il Questore ha di fatto ribadito ieri quanto ci aveva già detto 2 giorni fa, anzi 3 giorni fa, prima di arrivare al vertice, cioè la linea dura nei confronti dei bulli. Sentiamo allora cosa ci aveva detto al telefono. Tutti i maggiorenni di Treviso, sicuramente individuati, non potranno mai più venire nel territorio veneziano per i prossimi 2 anni. Per i minorenni scatteranno altre misure di monitoraggio delle loro famiglie, dei sistemi integrati, verranno attivate anche le competenze di natura sociale, fermo restando l'attività investigativa, ma quella è competenza dell'autorità giudiziaria. Questo per quanto riguarda Jesolo. Adesso torniamo a parlare invece di migranti e della tensione per le navi delle ONG verso Lampedusa. Le notizie di queste ore sono che la Alan Kurdi, che è la nave appunto di una ONG Sea Eye con a bordo 65 migranti, sta puntando verso Lampedusa, quindi violando la notifica di divieto d'ingresso del Viminale. E poi c'è anche la Mediterranea, come sapete il veliero Alex, la barca Alex di Mediterranea, ONG, insomma associazione della quale fanno parte anche i veneziani Beppe Caccia e Luca Casarini, che in queste ore sta cercando di capire che fare. Potrebbe anche essere pronto il veliero a forzare il blocco per puntare su Lampedusa, dopo che ieri c'era
quasi raggiunto l'accordo, si attendeva appunto di raggiungere l'accordo con Malta per portare i 54 migranti che sono su quel veliero a Malta. Nelle ultime ore c'è stato un rimpallo di accuse, il Viminale ha accusato Mediterranea di rifiutare l'offerta del governo, e cioè il trasbordo degli immigrati per condurre la Valletta, ma proprio ieri sera, insomma nelle ultime ore di ieri, la ONG ha ribadito: noi non siamo contro il passaggio verso la Valletta, verso Malta, ma qualcuno deve venire a prendere i migranti, non possiamo portarli noi perché non possiamo affrontare in queste condizioni 15 ore di viaggio. Allora sentite le parole proprio della portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, ieri. Siamo in attesa di una conferma formale e definitiva che arriveranno degli assetti navali delle autorità italiane o maltesi per portarci fino alla Valletta, che prenderanno a bordo queste persone, perché in queste condizioni, lo vedete, è impossibile pensare di poter fare più di 10 ore di navigazione. Abbiamo detto fin dall'inizio che siamo disposti a considerare la Valletta un porto sicuro per queste persone, anche se sappiamo che è assurdo fare ancora un giorno di navigazione e prendere in giro anche le italiane e gli italiani, perché sapete tutti che per queste persone che verranno prese da Malta, altrettante verranno prese dall'Italia. Oggi è stato permesso lo sbarco soltanto di 13 persone, i nuclei familiari sostanzialmente basta, le donne incinte hanno lasciato a bordo tutti i minori non accompagnati, tranne uno di 11 anni che non è stato neanche facilissimo convincere a portare via, era poco più di un bambino. Rimangono a bordo decine di persone che sono stremate, sono stanchissime, siamo sfiniti noi, immaginatevi loro. Lampedusa è qui, a un'ora di navigazione, è il porto sicuro più vicino rispetto al punto del nostro salvataggio. Vengono tutti dalla Libia e quando sono saliti a bordo di questa nave abbiamo provato a spiegargli questa piccola barca, l'assurdità di restare confinati qui. Hanno comunque risposto: ma io 10 giorni qui che è un secondo in Libia, grazie di averci portato via dall'inferno. Queste parole della portavoce di Mediterranea, vedremo come si svilupperà nelle prossime ore, perché come sappiamo insomma pare che il veliero possa puntare nuovamente verso Lampedusa. Adesso invece parliamo del rogo di Brendola di lunedì scorso, a quasi una settimana dal devastante incendio. Ci sono novità sul fronte dei limiti, delle limitazioni imposte nei primi giorni. Ci racconta tutto Chiara Gaiani al telefono. Chiara. Buongiorno da Brendola. Allarme rientrato per l'acqua, i campi si possono irrigare. A comunicare la notizia all'ARPAV. Dopo un incendio che lunedì ha distrutto l'Aisello Vernici, fabbrica che ha la sua sede nel comune vicentino dal 1960, i cittadini possono quindi tornare a mangiare frutta e verdura raccolta in giardini e orti. Il consiglio resta quello di lavarla molto bene. Livelli normali nell'acqua, completata anche la raccolta di pesci morti nel fiumicello vicinissimo all'azienda, ma la preoccupazione resta alta nel comune. Il sindaco Bruno Beltrame ha convocato per lunedì mattina un tavolo tecnico per affrontare l'emergenza ambientale e un piano di bonifica del sito. Le paure più grandi guardano infatti al meteo, che prevede nuove piogge, con il rischio potenziale che i livelli di inquinanti nell'acqua, in questo momento sotto controllo, possano tornare a salire. Da Brendola per ora è tutto, maggiori notizie nelle prossime edizioni. La linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Adesso invece la nostra Ilaria Marchiori, che ci parla di un risarcimento per la famiglia di un uomo, di un ex dipendente del porto di Venezia morto per amianto. Ilaria. Buongiorno da Venezia. Rinaldo Onesto, ex dipendente del porto, come ha detto alla movimentazione delle merci, è deceduto il 30 gennaio 2015 per una patologia che ha colpito i polmoni e che è stata contratta come conseguenza diretta dell'esposizione alle polveri di amianto sul luogo di lavoro. Per questo, con una sentenza che è stata resa nota nei giorni scorsi, il giudice ha condannato l'autorità portuale di Venezia a risarcire la moglie e i 4 figli di Onesto. La piena responsabilità dell'autorità portuale di Venezia è stata riconosciuta dal Tribunale Civile nonostante le numerose eccezioni sollevate in aula
dalla difesa. Il giudice, accertata la sussistenza del reato di omicidio colposo proprio a carico dell'autorità portuale per non aver adottato alcuna precauzione al fine di proteggere il proprio dipendente pur essendo tenuta a farlo, ha condannato dunque la stessa autorità portuale a risarcire la moglie di Rinaldo Onesto con 185.000 euro e 400 e i 4 figli con 175.000 euro ciascuno per il danno morale e a seguito della perdita del legame parentale per un ammontare complessivo di 885.800 euro oltre a interessi e spese legali. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, ancora dal Veneziano, con i carabinieri di Campagna Luppia che hanno eseguito un ordine per la carcerazione a carico di Danilo Biasioli, di 71 anni, già condannato per stazione per delinquere di stampo mafioso in relazione alla organizzazione criminale denominata Mala del Brenta. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Venezia per espiare 3 anni e 8 mesi di reclusione per un cumulo di pene derivanti da varie condanne per reati legati alla droga. Adesso pochi istanti di pubblicità. Rieccoci in studio in diretta, andiamo a Treviso dove c'è il cartello esposto in un bar che fa infuriare o meglio fa discutere il web. Alcolici gratuiti in base alla taglia del reggiseno offerti per una settimana se l'avventrice di turno decide di portarsi a casa il barista. Il messaggio, che non si presta a interpretazioni, al bar da Angelo di via Collalto a Treviso. Apriti cielo, il foglio, appeso da almeno 6 anni al bancone, è stato notato dallo psicoterapeuta trevigiano Andrea Sales, che sul proprio profilo Facebook ha pubblicato l'immagine del cartello, avviando un dibattito su come messaggi del genere siano tutt'altro che innocui e scanzonati, ma indicativi di una cultura di base oltraggiosa nei confronti delle donne. Il barista si difende, parla di scherzo, ma sul web il caso ha scatenato centinaia di commenti. Da proposta goliardica dunque a grave caduta in basso, secondo lo psicologo che ha lanciato il sasso, esemplare di un cattivo costume fin troppo diffuso. Una squalifica delle donne disarmante. Tra gli avventori invece c'è chi sdrammatizza, qualche maschietto scherza dicendosi discriminato, le ragazze sorridono prendendo la vicenda molto meno sul serio rispetto al web. Notizia di tutt'altro tenore, sempre da Treviso, la nomina del nuovo vescovo di Treviso. La nomina del successore di Monsignor Gianfranco Agostino Gardin era prevista per dopo l'estate, invece Papa Francesco ha anticipato tutti, ufficializzando l'assegnazione dell'incarico al 54enne Don Michele Tomasi, originario di Bolzano. È lui il nuovo vescovo della diocesi di Treviso. L'ufficializzazione in mattinata da parte della diocesi stessa, dopo 10 anni esatti, l'annunciato cambio alla guida, dopo il raggiungimento dei limiti di età previsti da parte di Monsignor Gardin, che ha compiuto la scorsa primavera 75 anni. Studi a Bolzano, poi a Udine per Don Tomasi, laureatosi alla Bocconi di Milano in discipline economiche e sociali. Un forte ricambio in termini di età, avendo il nuovo vescovo solo 54 anni e provenendo da un incarico come quello di rettore del seminario di Bolzano e Bressanone, con specifiche competenze quindi in termini di formazione del clero e contatto diretto con i sacerdoti del territorio. E un vescovo che arriva da fuori provincia rispetto ai 2 predecessori, Gardin, nativo di San Polo di Piave, e Andrea Bruno Mazzoccato, originario di San Trovaso di Preganziol. Andiamo adesso sul massiccio del Grappa, buone notizie in materia di telefonia mobile. Ci fissiamo un appuntamento che a Natale riusciremo a telefonare e andremo tutti quanti a festeggiare l'ultimo dell'anno, Capodanno piuttosto che il giorno stesso di Natale, riuscendo a telefonare da Cima Grappa. Questa è una notizia che tantissimi attendevano dopo il tira e molla telefonia sì, telefonia no, relativamente alle difficoltà che interessano tutt'oggi le zone totalmente scoperte dalla linea sul massiccio, come ci ricorda il presidente dell'Unione Montana del Grappa, Paolo Mares. Per quanto necessario, il progetto telefonia sul Grappa è stato un percorso a ostacoli sino ad oggi, ma le cose si stanno muovendo. Chiaramente i tempi sono dilatati rispetto a quanto avevamo preventivato, ma confidiamo che durante l'estate vengano issati perlomeno i pali, gli shelter e quanto necessita. Dopodiché ci sarà il problema legato anche a fare in modo che arrivino poi gli eventuali gestori.
Certo, anche perché il fatto che ci sia la linea sul Grappa diventa fondamentale anche proprio per una questione di sicurezza. Noi stiamo cercando di fare il massimo per mettere in sicurezza innanzitutto chi opera sul territorio del Grappa, ma poi evidentemente anche poi i fruitori a tutto tondo, che possono essere i turisti piuttosto che ristoratori e quant'altro. Insomma, i lavori vanno avanti, non si torna più indietro, Mares ci mette la faccia. È una promessa che mi sento di poter fare, confidando nell'aiuto delle istituzioni tutte, da parte ovviamente anche della nostra struttura, che non dimentico mai di ringraziare, perché effettivamente se non avessimo loro che si adoperano tutti i giorni per conseguire l'obiettivo sarebbe ulteriormente difficile. Sognano di vivere un'avventura indimenticabile, così 10 ragazzi disabili di Carmignano di Brenta sono pronti a partire per la Francia. Vediamo perché. Abbiamo un sogno, fare un viaggio avventuroso per vedere l'oceano. Da Carmignano di Brenta a Bordeaux, Morena, Luca, Marco, Giorgio, Matteo e tanti altri che frequentano il centro diurno Vasi di Creta della cooperativa sociale L'Eco di Papa Giovanni XXIII partiranno il prossimo 8 luglio. Il gruppo, circa una decina di ragazzi disabili accompagnati da volontari e operatori, affronteranno un viaggio avventuroso ispirato alle storie di Capitan Turchese Malasorte, il protagonista del romanzo che racconta in chiave ironica la vita quotidiana nel centro diurno. Ora per loro il sogno di vedere l'oceano e tuffarsi potrebbe diventare realtà. Un viaggio all'insegna dell'avventura in camper e con notti in tenda e canti al chiaro di luna. Il rientro a casa è previsto per il 16 luglio. La meta di Bordeaux non è stata scelta a caso dai ragazzi. Nel 1755 nel porto francese infatti c'erano ormeggiate più di 500 navi corsare. Per i ragazzi il viaggio rappresenta anche la scoperta di una nuova autonomia e nuove esperienze di vita da assaporare nei 2400 chilometri di strada. Perché siamo veri pirati! Il calcio adesso con un Venezia che attende trepidante nei prossimi giorni, nelle prossime ore, di capire se potrà tornare in Serie B. Nel frattempo ha presentato quello che sarà il condottiero della prossima stagione in panchina, Alessio Dionisi. Voglia di iniziare, desideroso di iniziare. Il passato non mi interessa tanto, uno deve sapere dove è arrivato e il trascorso che c'è stato. Sicuramente il Venezia la stagione precedente non è stata positiva, però forse rinizia una nuova stagione in maniera molto positiva e quindi siamo desiderosi e vogliosi di iniziare. In attesa del ripescaggio il Venezia FC dà il benvenuto al nuovo mister Alessio Dionisi che prende il posto di Serse Cosmi. 39 anni, ex tecnico dell'Imonese che è riuscito a portare ai playoff di Serie C per la prima volta nella sua storia. L'allenatore ha firmato un contratto biennale e approccia con grande umiltà ed entusiasmo la nuova avventura lagunare, mettendo da parte gli umori negativi degli ultimi mesi. Non dobbiamo aver fretta di sbagliare. Dobbiamo mettere dentro i giocatori giusti e ambiziosi per quello che si vuol fare. Obiettivi a medio e ancora di più a breve termine. Inutile parlare di obiettivi a lungo termine, il campionato è lunghissimo e il campionato scorso è già preistoria nel calcio, quindi ci poniamo obiettivi corti e settimana per settimana cercheremo di ottenere il massimo in ogni partita. È solo l'inizio, dai, la stagione deve ancora iniziare per noi. Per la stampa è già iniziata e noi inizieremo a breve e poi da lì partiremo e cercheremo insomma di guadagnarci sul campo la grande fiducia che ci sta dando la società. Siamo in chiusura, dovreste vedere fra poco le immagini di Ramiro Besa e Andrea Appi, perché eccoli qua i nostri amici, perché domani sera dalle 21:15 inizia questa cavalcata di 4 domeniche, un luglio in compagnia dei Papo. Ogni domenica sera dalle 21:15 in prima serata 4 spettacoli dei Papu per ridere insieme anche in questa estate un po' del mondo che ci circonda e anche per festeggiare un po' i 30 anni di carriera del duo comico più famoso del nord-est. Quindi dalle 21:15 di domani sera il primo spettacolo, il primo dei 4 spettacoli consecutivi che vedrete ogni domenica sera su Antenna 3. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci.
Benvenuti al meteo. La giornata di sabato 6 luglio vedrà delle infiltrazioni umide che raggiungeranno nuovamente le Alpi provocando acquazzoni e temporali, ma non soltanto sui rilievi. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà soleggiato nella prima parte della giornata, col passare delle ore non si escludono, come detto, dei rovesci sui settori alpini, in estensione anche alle aree pianeggianti circostanti, meno probabili tuttavia sulle aree costiere. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto bollenti, compresi invece tra 31 e 36 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino, ma con qualche precipitazione sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Attenzione a possibili temporali intensi. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti tra i 30 e i 33 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole al mattino. Col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili, specie sulle Alpi di confine, anche violenti e con locali grandinate. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime comprese invece tra 34 e 35 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.